Buon pomeriggio amici di Sportissili, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la 14ª giornata del campionato di Serie C2 che vedrà affrontarsi Iato e Merlo calcio a 5. Arriva anche il sole e splende, poi Bon Giovanni è Giangrande, mette nuovamente il pallone in calcio d'angolo. Ricordiamo come l'assenza di Perdighizzi sia un'assenza molto importante, interessante. Condori invece si vede sul secondo palo, Sorrentino cerca la porta e Giangrande mette la mano. Poi palla in mezzo di Intravaia, tocca Condori, adesso Sorrentino, detto scivola nuovamente Cottone, poi la palla rimane lì, Cottone salta tutti, siede Cottone! Fa tutto benissimo, non era in partita ma gli è bastata soltanto un'occasione per diventarlo e adesso 1-0 dopo 9 minuti, sempre Cottone. Orlando centrale, Condori lotta con Alamia, grande quel lavoro da parte del numero 10, poi Intravaia che cerca la punta, cerca il primo palo ma non l'ha trovato, nel frattempo fallo cumulativo, buono qui il suo aggancio, poi sbaglia il tocco, Condori ancora, Condori e poi Giangrande non può tenerla lì e Condori trova il gol del pari, 1-1, dopo 11 minuti si infuria il portiere, poi si infila Bon Giovanni, lotta anche Sorrentino, palla viene ancora conquistata da Bon Giovanni che cerca di illuminarsi, Bon Giovanni e Giangrande la tocca e poi Condori palla sotto Cottone, poi Sorrentino con il fisico trova ancora Condori ed è 1-2, ma magia di Mirko Sorrentino che qui recupera un pallone con il fisico e serve il compagno che non se lo fa dire due volte, fa 1-2. Taormina sta chiudendo lo specchio, però forse lì una posizione centrale sarebbe stata meglio. Vediamo per Cottone. Va Cottone! Prende il palo! Aveva scelto bene qui di calciare in quel modo. Ienna, Bonfardino, sbaglia il tocco, Patalazzotto di prima, Restivo, guarda la porta, allarga per Prete Giacomo! E poi non c'è stata deviazione, invece sì, c'è stata deviazione, dunque parata di Taormina, ma grande controllo di Giacomo e che passaggio di Restivo. Minuto 26, va Palazzotto contro Taormina, Palazzotto calcia con il destro, la prende malissimo però, dal dischetto Intravaia, minuto 29 di gioco, manca un minuto ma qualcosina si recupererà sicuramente. Intravaia, non guarda il portiere, va di potenza e non sbaglia, poi vuole sentire anche le urla. C'è ancora spazio per Ricotta, palla di ritorno sbagliata però da parte del giovane che regala dunque a Bon Giovanni la possibilità di partire, poi Condori ancora con il destro, questa volta non è letale come nelle prime due occasioni, ma Bon Giovanni uno schema invece, Sorrentino, non si capiscono i due, poi lo fanno adesso, Sorrentino con la punta e buca Giangrande e poi Sultanza a fare sentire tutti i tifosi presenti. Mirko Sorrentino continua il suo momento d'oro, poi Cottone col sinistro, Restivo, mette in mezzo, Prete Giacomo e l'avevamo effettivamente detto, proprio Restivo ad inventare e poi Prete Giacomo mette la testa, 3-3 risultato, pareggio nuovamente. Va Sorrentino, vediamo se calcerà o se invece cercherà uno schema, c'è largo Bon Giovanni, vediamo. Va Sorrentino, dove l'ha messa Sorrentino, poi fa vedere anche la maglietta, doppietta per il numero 4 e che gol ancora, 3-4 risultato. Riparte Orlando, è veloce ma sembra quasi perdere velocità, poi la riconquista Orlando ancora con la punta. Che cosa ha fatto Davide Orlando per esultanza anche di Mirko Sorrentino, taglia tutta la difesa e con la punta la mette sul palo lontano, 3-5 il risultato. C'è largo Alamia, pa di ritorno, ancora Palazzotto con sinistro, dove l'ha messo Michele Palazzotto, sotto l'incrocio, quasi a replicare Mirko Sorrentino, fa 4-5 e noi l'avevamo anche detto, non è mai morto qui lo Iato. Ricotta, riconquista, Ricotta ancora allarga per il mezzo di Coppa, secondo palo, Palazzotto ancora, sbuca lui ed è provvidenziale come sempre, 5-5, pareggio dello Iato che l'ha ripresa decisamente con il suo uomo più importante, Michele Palazzotto. Poi Cottone, Ricotta, Melville lotta ancora in mezzo a due Melville, poi tocca verso Bonfardino, Sorrentino, 2 contro 1, palla in mezzo, Bonfardino la controlla e non sbaglia, vince Bonfardino, regalo perfetto di Mirko Sorrentino, poi l'esultanza qui sotto i nostri schermi di due calciatori che hanno confezionato un grandissimo gol, ma che giocata, sempre Sorrentino.
Cottone viene giù Palazzotto, poi lotta qui in travaglia, rischia tanto Orlando, poi Sorrentino nasconde ancora il pallone, Sorrentino guarda molto, Sorrentino! E qui probabilmente la chiude la partita, Mirko Sorrentino deve esultare con il pubblico presente, l'urlo anche di Danilo Bongiovanni. A 5-7 in travaglia, apre molto bene per Ricotta che punta, Ricotta si appoggia al restivo con la punta, poi Melville scontro Ienna e solo Ienna può calciare, Ienna! E 5-8 il risultato, non può nulla sul recupero Cottone ed adesso la partita è veramente chiusa, forse anche un po' troppo ampio perché in realtà è stata una gara molto equilibrata e termina qui la sfida, 5-8 il risultato, vince la Merlo che sale prima in classifica in solitaria, quota 34 e vince questo importantissimo scontro diretto contro lo Iato che rimane invece a quota 31.